Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grato tantissimo al professor Cavanotto per questa occasione di incontro con voi. I protagonisti siete voi, ricordiamoci. Certamente grato anche a tutti i docenti delle persone che stanno usando il corridoio di spalle e certamente renderanno questo incontro particolare. E per noi della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, ripeto, è un grande onore, ma è un grande onore avervi come ospiti. Inizia un percorso di pace oggi. Solo il fatto stesso che voi siate venuti qua per me è un grande piacere. Stare insieme a riflettere oggi in un mondo in cui non si riflette più è una cosa importantissima. E ricordatelo sempre, lo studio, la ricerca, cioè quello che faremo insieme oggi, è già azione, è agire. Non è soltanto il fare come lo intendiamo volgarmente, il concreto fare, che è agire. Oggi l'agire più importante, in un momento storico come il nostro, è pensare, è riflettere. Ed è riflettere partendo da quel mondo antico, che antico non è mai, perché l'uomo non è mai cambiato. L'animo dell'uomo è sempre lo stesso. E allora riprendere in mano i volti, le storie dell'antichità, come fa il professor Cavanotto e tutti i suoi colleghi, vuol dire rimetterci in cammino. E non è un cammino qualsiasi, perché ricordatevi, la pace non è una parentesi tra due guerre. Noi la vediamo sempre, incontriamo sempre nei manuali come parentesi tra le guerre. No, la pace deve diventare un modo di vivere, di stare con gli altri, di incontrare gli altri, di camminare insieme. Lo dobbiamo volere tutti, a partire dalla vostra età, assolutamente sì. Senza offesa per i presenti che hanno la mia età o più o meno la mia età, più presenti. Non stiamo dando alla nostra generazione un bel esempio. Quello che state vedendo e ascoltando in questi giorni è frutto di scelte di persone che hanno la mia età, più o meno. Io mi auguro di cuore che voi da oggi possiate partire a fare delle riflessioni vostre, ognune personali, affinché pian pianino si venga a capire che la volontà verso la pace, la costruzione di una possibile pace, è nel nostro quotidiano, non è nel momento magico che costruiamo la pace, è nel nostro quotidiano. Quindi a scuola, in famiglia, fuori. E la cosa stupenda è che quello che ascolterete oggi parla di un quotidiano che diventa straordinario, non solo nel bene, ma purtroppo anche nel male. E noi dobbiamo avere il coraggio, insieme, di guardare anche negli occhi il male, perché nella vita ci sarà chiesto, a un certo punto, di capire da che parte stiamo. Vi sarà chiesto di scegliere. Ma per scegliere dobbiamo saper distinguere, dobbiamo aver conosciuto, ci dobbiamo essere confrontati
E oggi questa conoscenza e questo confronto sarà serrato. Io ringrazio tantissimo quindi questa occasione e vi invito attraverso lo studio di non aver paura e di uscire fuori da una situazione paradossale di questa società. Un mondo iperinformato e nello stesso tempo un mondo di indifferenti. Ricordiamoci sempre, il sapere sempre implica, una volta incontrato, una responsabilità. Sì, qui per cominciare i lavori e qualche parola introduttiva l'ho sentito. Devo dire impressionanti, importantissime le parole che ha detto Antonio Calò in un momento terribile, un momento veramente terribile. Io lunedì 9 ottobre ho iniziato la parte del corso sull'utopia all'Università Ca' Foscari, che è antica ovviamente, e sui testi greci, e ho iniziato a lavorare sulla pace di Aristotele e ho cominciato a lavorare con un brivido addosso, con le lacrime addosso. E bisogna, ecco, l'esperimento che facciamo qua, questi laboratori, che in un laboratorio si lavora, bellissimo, ci sporchiamo le mani, mettiamo in gioco i pensieri che sono il nostro futuro, cioè noi siamo fatti di questo. Se voi credete di andare al liceo classico a studiare 4 cose per l'interrogazione dei professori, state a casa, andate a fare una passeggiata in mezzo ai boschi. Le vostre lezioni di Omero, come sentirete dopo da Mario Cantilena, sono per la vita, anzi anche oltre la vita. Il greco non si dimentica mai, va bene? E quindi con questi lavori, quello che per voi è un lavoro scolastico quotidiano, in verità è qualcosa di potentissimo e preziosissimo. Cioè qui in queste discussioni che facciamo questa mattina, cioè volenti o nolenti, creiamo il futuro. Io sono pagano, va bene, però lo dico tranquillamente, lo dico sempre, ognuno di noi si deve prendere la sua croce, cioè che vuol dire la sua responsabilità. E studiare le cose vuol dire responsabilità, il voto non ce ne importa niente, fuori dai piedi i voti, cancelliamoli. Quello che conta è la nostra vita, sono i nostri pensieri e basta pensare a quello che sta succedendo in questo momento qui, cioè noi siamo qui riuniti nel tempo della scolè, cioè il tempo libero dagli impegni della produzione, per qualcosa che è di più, perché è il fondamento civico e civile della nostra vita. E questo l'hanno inventato i greci, cioè noi stiamo facendo quello che faceva Socrate, va bene, o Aristotele. E per fare delle cose bisogna anche essere nei luoghi della storia. E voi qui dentro siete in un palazzo del 500, che era la sede del comune, dell'antico comune, dell'antica comunità di Ceneda, che era una entità civile. Qui si riunivano i membri dell'assemblea per decidere il futuro della loro città. Però attraverso il tempo, voi lo sapete, Vittorio Veneto in qualche maniera è famoso ovunque. Katia Barbaresco qui non c'è, ma è stata con la classe del Foscarini, è stata a Washington la settimana scorsa, e sul memoriale delle guerre a Washington c'è scritto a un certo momento, ha scritto in mezzo a tante altre battaglie della prima guerra mondiale, c'è scritto Vittorio Veneto a Washington. E naturalmente in tutte le città d'Italia avete una piazza che si chiama Vittorio Veneto, una via che si chiama Vittorio Veneto, ed è sempre una via importante. Bene, questo perché negli schemi delle guerre, le vittorie, vittoria nobis vita. No! Io sono contrario a questo. Quello che conta invece nella guerra, ma è vero questo, quello che conta è
pensiero, la narrazione, la memoria, la riflessione e partendo da questo la costruzione sul futuro. E mi dispiace ricordare il mio amico Filippo Maria Oldani, va bene? Mi dispiace perché non è qui, ha detto lui, solo per questo, ma Filippo ha pubblicato, l'ho distribuito in giro, di mail, forse vi è arrivato, ha scritto un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano dedicato a quello che sta succedendo in questo momento a Gaza. E dice, nell'articolo si dice, riprendendo un poeta palestinese, un bellissimo poeta palestinese, che riprende Omero, dice, l'unica cosa che si può fare, state a sentire, l'unica cosa che si può fare è quello che fanno Achille, anzi Priamo e Achille alla fine dell'Iliade. Cioè questi sono quelli che no, cioè perdere un figlio, non c'è cosa più dura e più grande e più terribile nella vita. Priamo. Perdere il vostro migliore amico è un dolore enorme. E questi sono i protagonisti di questo libro. Sono gli uomini che se lo procurano da soli, qualcosa di terrificante, però forse questa è l'unica via, cioè mettere insieme quelli che si scontrano tra di loro e andare a costruire un futuro per tutti, perché è l'unico futuro possibile. E come dico in questo libricino qui, lo dice Carlo, come dico in questo libricino qui che trovate nel fondo è appena uscito per questa azione, va bene? Insieme anche al libro di Andrea Pozzo che parlerà domani, direttore da Palermo. In questo libricino qui si ragiona, si mette in scena la guerra di Troia, si intitola I New Persis, la caduta di Troia in 4 atti, con un prologo, un epilogo e qualche nota di commento sulle tracce epiche di Livio d'Oro. Ho messo un titolo come se lo si faceva nel Rinascimento, con il titolo per tutta la pagina, va bene? Però nel libro, qui davanti c'è un'immagine, ed è un'immagine tratta dal Pitos di Mykonos, che è un vaso più o meno del tempo di Omero, un po' dopo, 675 a.C. E in questo vaso, in testa al vaso, qui dentro ci sono le illustrazioni e le spiegazioni, c'è il cavallo di Troia e c'è, state a vedere, del 675 a.C., la più bella rappresentazione del cavallo di Troia di tutta la storia dell'arte del mondo. Quindi cosa non vedo. E state a sentire, sulla pancia del vaso, il vaso cerimoniale, un vaso che deve essere visto da tutti, un vaso per le feste, i greci, gli Achei, Omero, le storie sono la loro eredità, ci siamo? Sulla pancia del vaso, cioè nel luogo più in vista, c'è tutta una serie di tableau, metope, le chiamiamo noi sì, dei riquadri, e state a sapere, e in ogni riquadro c'è un guerriero acheo con delle potentissime e bellissime armi, i missili, i carri armati e qualsiasi altro orrore del genere, va bene, con le spalle, che state a sentire in questi tableau davanti a tutti, la gente illumina come se lo mettessimo qui, come se lo proiettassimo su uno schermo, va bene? Ci sono i riquadri con ogni riquadro si ripete sempre, è una scena sempre uguale. Ogni guerriero acheo, grande guerriero acheo, è davanti a una donna che ha in braccio un bambino e con il suo enorme spadone, che cosa fa? Prende la spada e infilza, trafigge il bambino e c'è un rivo di sangue che cade a terra. Poi, come avviene per Astianate forse, c'è un altro guerriero che prende un bambino sempre e che cosa fa? Lo prende per una gamba o per un braccio e lo scaraventa per terra e sfracella la sua testa sulle rocce o sul suolo.
Avete qualcosa da dire su questo? Vi piace? Ditemi, c'è qualcuno che osa dire che questo è bello? No, questo è il peggio che possiamo vedere nella vita. Però, lo dico tranquillamente, io non me ne ero accorto, riflettendo sulle cose, lavorando con voi, guardandovi negli occhi, che mi fate la domanda, ma che cosa significa questa robaccia? No, è il coraggio di far vedere gli orrori di cui noi siamo fatti. E per questo l'unica possibilità per costruire qualcosa sulla faccia di questa terra è nelle nostre mani. Io comincio a perdere un po' di fiducia nell'umanità, perché peggio di così non si può fare, va bene? Però non ci possiamo mai arrendere, non possiamo ritirarci nel nostro chepos, nel nostro giardino felice. È inutile vivere nascosti, perché siamo responsabili tutti, e in questo caso quello che possiamo fare è studiare Omero. Sicuramente è una buonissima cosa cercare di capire qualcosa delle logiche della guerra, è il titolo del libro del Re Cozzo, e riflettere su queste questioni e portare la nostra parola. Lì c'è scritto, queste sono tutte figure allegoriche, oltre alle battaglie, questo è il museo della battaglia. Ecco. Parlare di pace al museo della battaglia mi dà senso, ditela. Sì, è un ossimoro. È una follia, però che produce idee, c'è un contrasto, è un contatto tra idee che non possono stare, invece sì, cioè qui dove c'è la testimonianza della sofferenza, 650.000 ragazzi dai 18 ai 24 anni sono morti sul fronte del Carso, 650.000, la miglior gioventù d'Italia, per non parlare di quello che è venuto dopo. E quindi in questo luogo noi parliamo delle cose e costruiamo idee, e questo luogo che ha un valore simbolico enorme, insieme con Antonio Calò diventa simbolo di pace e punto di riferimento. Cioè tu vedi una spada e rifletti su cosa significano le armi. Come dice Saffo, che sembra un frammento così che si legge per diletto a scuola, va bene? Le armi fanno schifo, noi abbiamo di meglio da fare nella vita, e questa è la pace. E per avere la pace non bisogna fare il silenzio, bisogna prendersi la responsabilità e dire. Scrivi anche un bel testo, poi prendetevi questo libro e lì, non rubatelo. È un libro bellissimo, c'è la Pia Spiaggiani che va in scena questa sera alle 20:30 qui dentro. Ci siamo? E poi c'è dentro un discorso civile, state a sentire, dedicato a Irina Maloletka e a suo figlio Miron. Irina è Irene, è la pace. Miron vuol dire pace lo stesso in slavo. E questa è una donna che ha un suo bellissimo pancione. Ditemi, che cos'è il pancione? Il pancione è il simbolo della vita, è una delle cose più belle che ci possano essere. Generare la vita, avere un bambino. Ecco questa donna nell'ospedale pediatrico di Mariupol, va bene? Durante un bombardamento viene ferita, viene portata via, c'è la foto che ha vinto anche il World Press Awards. C'è una foto bellissima, gratificante, in cui c'è questa donna con il suo bambino, ma morirà il suo bambino e morirà anche lei. Come dice Agamennone nell'Iliade, vogliamo fare un genocidio? Basta ammazzare tutti i troiani, anche quello nella pancia della mamma. Dopo 3000 anni non abbiamo ancora capito. Poi c'è questa Pia Spiaggiani che vicino a questa sera un bel racconto sulle tracce di un poeta più o meno che avevo sconosciuto, Trifio d'Oro, quel nome è bellissimo, e poi state a sentire il Rovino la vita. Ci sono 12 bellissime lezioni quotidiane su che cosa significa la caduta di Troia, la guerra, la violenza, e poi per concludere c'è questo discorso sulle immagini